Geraquisto, segretario provinciale della UIL, continuano i congressi territoriali, oggi è la volta della UIL pensionati, un comparto sicuramente molto forte nel vostro sindacato. Sì, oggi abbiamo chiamato a raccolta dei nostri pensionati per celebrare il congresso. Abbiamo chiamato una categoria di oltre 10.000 iscritti in provincia di Agrigento. La partecipazione così numerosa a questo congresso ne dimostra che li rappresentiamo in modo egregio. Con oggi usciranno i nuovi organismi e continueremo la nostra fase congressuale nei prossimi giorni celebrando gli altri congressi e le altre categorie. Il 27 avremo il congresso a Cammarata della UIL, il comparto agroalimentare, il 24 il congresso dell'FP, quindi le federazioni degli enti locali, e il 12 marzo celebreremo il congresso della Camera Sindacale Territoriale Confederale che si celebrerà all'Hotel della Valle, e quindi con quello si chiuderà la stagione congressuale territoriale. In poche parole abbiamo chiamato a raccolta i nostri 24.000 iscritti in territorio di Agrigento e rinnoveremo tutte le cariche. A luglio si concluderà con il congresso nazionale a Padova il percorso congressuale e spero che la UIL possa rappresentare le persone, dato che ormai siamo il sindacato delle persone, nel miglior modo. Ecco, oggi il secondo congresso della UIL pensionati, un resoconto dell'attività svolta, ma anche in prospettiva il futuro dell'attività congressuale della UIL pensionati. Direi che l'attività che abbiamo svolta parla da sola, perché rappresentiamo circa 10.000 pensionati nella provincia, quindi questa è la migliore certificazione del lavoro svolto. Noi siamo praticamente rimasti forse gli unici ad ascoltare gli anziani e ad ascoltare le proprie problematiche, che non sono di poco conto. Consideriamo che la provincia di Agrigento, e lo certificano i dati del bilancio sociale INPS, hanno le pensioni più povere d'Italia. Ecco, le recenti norme del governo nazionale non vi hanno soddisfatto, in particolare le agevolazioni fatte ai pensionati, però che ha una fascia di reddito del secondo scaglione, il primo, diciamo che è quello più bisognoso, non è stato considerato. Beh, diciamo che gli scaglioni che riguardano l'IRPEF e i pensionati non hanno praticamente avuto nessun beneficio. Hanno avuto soltanto scarsissime risorse destinate. Consideri che mediamente hanno aumentato le pensioni di circa 3 euro al mese, quindi diciamo che il governo riesce più a fare cassa sui pensionati che a dare il giusto. I pensionati in Sicilia sono più di 1 milione, sono più i pensionati che i lavoratori attivi. Si tratta quindi di una risorsa importante che va valorizzata. I pensionati non devono essere visti solo come un problema, ma devono essere utilizzati come una risorsa. Abbiamo sviluppato un disegno di legge per i lavori socialmente utili fatti dagli anziani, diversi progetti che abbiamo presentato hanno dato risultati positivi, per esempio nonno vigile, nonno insegnante, che valorizzano questa disponibilità. Credo che dobbiamo cominciare a cambiare passo. Altro grande tema è quello dell'assistenza sanitaria. L'attuale rete ospedaliera non funziona più. Con queste liste d'attesa gli anziani che non possono permettersi di curarsi privatamente rinunziano a curarsi. Questo non è più accettabile. Anche qui chiediamo non più annunci, ma un cambio di passo vero. Il giudizio sul governo Meloni verso la politica fatta ai pensionati? Il governo Meloni fa la stessa politica che si fa ormai da troppo tempo. I pensionati sono un bancomat a cui attingere, a cui non si danno risposte. Noi non l'accettiamo.